Eder. Mech. Pallister. Sebastiano la mattina del 14 dicembre fa il giro delle pescherie consegnando dei coltelli affilati. Evidentemente quindi già dal giorno prima in casa deve avere questi coltelli pronti da consegnare. Quando la sera del 13 va alla cena, evidentemente non ha ancora pensato di lasciare i coltelli alla Galleria Rossoni, perché se no li avrebbe portati con sé, a meno che non l'aveva pensato, ma li ha poi sbadatamente dimenticati a casa. Nel caso in cui, come penso io, invece non avesse ancora pensato di doverli portare alla galleria quella sera, è evidente che durante la cena accade qualcosa. O qualcuno gli dà l'informazione che la galleria è aperta per la degustazione di vini, cosa che accadeva ogni martedì, o c'è un complice che gli dice dobbiamo attuare il piano già domani, o Liliana dice durante la cena qualcosa di sbagliato, la classica goccia che fa traboccare il vaso, e lui decide di applicare un piano già progettato che vedeva il passaggio dalla Galleria Rossoni in serata piuttosto che al martedì, ma in quel momento, non avendo dietro i coltelli, era di difficile applicazione. Tutto sommato all'intuizione, così improvvisamente schizza in cucina portando dietro di sé la proprietaria di casa e pretende 2 coltelli in cambio di uno. 2 coltelli usati che lascerà intorno alle 22 alla Galleria Rossoni, e infatti 2 coltelli non funzionanti, non taglienti, troverà la ragazza che la mattina intorno alle 8 arriverà alla pescheria all'interno del centro commerciale Zazzeron. Essendo stati messi al corrente di questa scoperta, finalmente la Panicucci ha deciso di andare a chiedere a Sebastiano cosa è accaduto quella sera. Sebastiano non l'ha presa esattamente benissimo, come al solito. Allora Sebastiano, la sera del 13, intorno alle 10 meno un quarto, il tuo telefono si spegne a 1 chilometro dalla Galleria Rossoni, mentre quello di Liliana viene intercettato a 160 metri dalla Galleria Rossoni. Che domande mi fai, scusa? Io ho già detto questo. Non ho... Sono fantasie che comunque le trovo inopportune. E comunque è già stato tutto visionato dalla procura su questo, tutti i miei giri, le cose, la macchina è stata fotografata. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Sono andato la mattina a cambiare i coltelli alla pescheria Rossoni. 92 minuti di applausi! E finalmente, dopo 2 anni di lezioni, Sebastiano ha pronunciato correttamente la parola Rossoni, anche se poi in realtà la galleria si chiama L'Ancora e il luogo in cui essa è contenuta è il supermercato Zazzeron. Galleria Rossoni è il nome della struttura. Basta. Quindi, leggiadro come una ballerina classica e trasparente come un fantasma, tu sei andato quella mattina alla Galleria Rossoni? No, la sera prima. Quindi sei andato la mattina, però ti ricordo che la mattina fino alle 8:30 sei ben distante dalla Galleria Rossoni perché vieni ripreso in via Giulia. Certamente, devi pensare che la ragazza il pesce glielo portano dopo. In realtà generalmente i supermercati vengono riforniti di pesce molto presto la mattina. Resta il fatto che la ragazza ricorda che al suo arrivo intorno alle 7:50 i coltelli sono già lì. Non lo so, non credo, assolutamente. Si è sbagliata molto probabilmente perché magari ha visto i coltelli vecchi, lavati, puliti, e dopo io li ho cambiati con quelli nuovi, gli stessi colori, stesse cose. Quindi Sebastiano, stai dicendo che la ragazza all'arrivo vede i coltelli vecchi ma pensa che siano quelli nuovi, poi la ragazza è lì, tu arrivi e sostituisci i coltelli con quelli nuovi all'orario che dici tu, ma la ragazza che è lì non ti vede. Diciamo che ne potevi raccontare una migliore. Questo è stato verificato. È vero, l'ho verificato io coi miei occhi. L'idea che mi sono fatto anche su voci sentite, quella sera, cioè il 13 sera, nel supermercato dove c'è la pescheria c'era una degustazione vini, almeno così sembra, sarebbe il caso di informarsi. Lui si è fermato mezz'ora là perché era là alle 9:50 e Liliana era in macchina che lo ha aspettato per 30 minuti. Fuori dalla porta, perché la cella che ha agganciato il telefono di Liliana è quello di Galleria Protti, come esattamente quello della Galleria Rossoni, ed è a 70-80 metri dalla Galleria Rossoni. Dove ha preso quelle notizie? Non è possibile che quella sera c'era una degustazione. La degustazione era nella galleria. Non devi stare a sentire le cose che dicono. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.
Thank